Atti all'Apostolo, capitolo 26. A difesa di Paolo. Agrippa dicette a Paolo: ite voglio arroganza di difendere. E tanto Paolo, facendo un zinno che a mano sua, si difendette così. Io penso che l'uomo assai sciurtato, re Agrippa, si mi posso difendere tutte quelle accuse che all'ebrei hanno votato in cuore a me, proprio d'oggi innanzi a te, che conosci buone tutte le usanze e tutte le questioni che tengono l'ebrei. E proprio per questo ti supplico e mi sta a sentire con pazienza. Tutte le ebrei conoscono bene tutta la vita mia, a quando era ancora un angelo, perché sono cresciuto in mezzo al popolo mio, in da città di Gerusalemme. E loro sanno pure a parecchio tempo che sono come farisei, e se io volessero fare, o vanno pure a testare, mo innanzi a te, che hai sempre campato in da sette piuttosto tutta la religione nostra. E io, mo, mi trovo sotto processo per via quella speranza che tengo in da quella promessa, che Dio faceva a tutte le padri nostre. Eppure tutte e 12 tribù nostre stanno servendo a Dio in da costanza, perché sperano sempre di aver compiuto questa promessa. E io oggi, re, è proprio per questa speranza che vengo accusata a tutta l'ebrei, perché uno avesse pensato come una cosa sballata che Dio facesse risorgere i morti. Pure io parecchio tempo fa pensavo che erano dovere mie mettere con tutte le forze mie contro il nome Gesù e Nazareth. E proprio quello che io fatto in da città di Gerusalemme tanto tempo fa. I capi dei brividi mi avevano dato tanto un potere speciale e facevano inserire in dei carceri parecchi cristiani. E quando loro venivano condannati a morte, pure io ho aiutato contro loro. Spesso passavano alla sinagoga nata per costringere a stemma usando pure la violenza per chi contro loro, e spesso sono pure asciuti a forosinghi perché ho girato a caccia a loro, zina rindaccheli città forastere. Campando in da situazione come questa, un giorno per tramendi in da città di Damasco, con potere e con tutte le capre private. Mezzogiorno, vedete in coppa via, re, una luce che scendeva a cielo. Assai più sbrannente lo sole, che ravogliai a me e a tutte le compagne che stavano insieme conmigo. Tutto quanto si mi caduto in terra e io sentivo a cielo una voce che riceveva in da lingua l'ebrea. Saulo, Saulo, perché vai contro me? Perché vutte cavaci, proprio come fa un animale, quando il padrone suo spunzoneia? E io subito gli mandai: chi sei, signore? E tanto il Signore mi rispondette: io so chi tu Gesù, che tu stai contrastando. Fam presto, susate e mettiti allerta, perché io ti sto accamparuto per te far diventare un ministro in attestante tutte quelle cose che tu hai viste e tutte quelle che ti farà vedere ancora. Te le bararraggi io, a rinde in mano il popolo, a rinde in mano le pavane, a 12 manne perché facessero più buono l'occhio loro, perché passassero a rindo oscuro, a rindo la luce, e a rindo il potere roriavolo, a rindo il servizio a Dio. Tutti quelli che creeranno rindo a me, otterranno perdono tutti i peccati loro, e trasaranno rindo a quella eredità, e tutti chi il popolo santo mio. Perché se ti rigere Agrippa, che non so aiuto contro quella versione che veniva a cielo, e proprio perché si aiuta a predicare prima a tutti quelli che stavano rindo alla città di Damasco e Gerusalemme, e poi tutti quelli che stavano rindo alla terra a Giudea, e pure a tutte le pavane. A tutto quanto ci predicate fa cagnare la vita a loro, perché se convertessero e si avutassero a Dio, e mostrassero che i fatti, che veramente avessero cagnato sana vita e a capo a loro. E proprio questo è un motivo perché tutte le ebrei mi hanno arrestato, rindo al tempio, e hanno tentato pure di uccidere. Ma l'aiuto di Dio non mi ha mai mancato, perché il Signore mi ha sentito zina a questo giorno e posso ancora attestare innanzi a tutto quanto, rosse e piccerille, che sono con serve Gesù Cristo. Io non sto dicendo a tutte quelle cose che i profeti o stesso Mosè ricettano, che avevano succedere. Vuoi dicere che il Messia aveva essere acciso e aveva essere il primo a risorgere dai morti, e che aveva portato a luce a tutto il popolo di Israele e a tutte le pavane. Per tremendo essa parlava così per si difendere. Festa, a voce agli altri ricetta: ma tu sei pazzo, Paolo, ha troppa scienza da fatta arrevutare il cervello. E Paolo: io non so pazzo, dicette essa, uscellentissima festa, ma sto dicendo solo le parole, o vera e chi ne sapienza. O re conosce buone tutte queste cose e parla innanzi a esso con tutta la franchezza mia. Io penso che nessuna cosa di questa possa essere sconosciuta innanzi a te, perché tutte queste fatti non sono successe a nascosto, ma sono successe innanzi all'occhio di tutta quella gente.
tu, re, non ci credere in te promesse dei profeti. I sacci buona, che tu non ci credi. E Agrippa dicette a Paolo, nato poco mi stai facendo capace di far diventare cristiano pure a me. Per poco passai, rispondette Paolo. Io volessi supplicare a Dio che non solo tu, ma tutti quelli che oggi mi stanno a sentire, potessero diventare come a me, ma senza tenere catena vicino in mano a loro. Tanto sei già allerta e ora insieme qui il governatore, benedice e tutti quelli che avevano pigliato parte a chi lo consiglia, mettendosi a camminare insieme. L'uno culato ricettene, chi sopra non ha fatto niente che potesse essere condannato a morte, o essere tenuto incatenato in un carcere. Poi Agrippa ricetta a festa, chiste poteva essere mannata a casa sua libera e franca, se non si fosse appellata a Cesare.